Non possiamo né dobbiamo mai abbassare la guardia, è evidente che non è stata definitivamente sconfitta. La mafia vive adesso con dimensioni diverse, prima c'era la mafia della cocaina, del grande smercio, della produzione, la mafia degli appalti e adesso ha cambiato fisionomia e si dà al racket, alle intimidazioni nei confronti dei commercianti. È sempre mafia, è sempre delinquenza che tende ad autoalimentarsi nell'illecito. Sta a noi dare degli esempi anche con delle regole che consentano per esempio a tanti giovani di sfuggire dalla tentazione del reclutamento, dando loro possibilità di nuovi percorsi educazionali, possibilità di andare in palestra a spese della Regione e dello Stato, e liberi di scegliere, avere la possibilità di percorsi educativi che li facciano uscire da famiglie di criminali. Ecco, ognuno deve fare la propria parte ed è giusto che tutti si faccia comunque squadra e sistema. La mafia non è stata sconfitta, su questo non c'è dubbio, non possiamo abbassare la guardia, non dobbiamo distrarci, non dobbiamo essere nemmeno troppo preoccupati perché dobbiamo avere la forza di affrontarla con determinazione e con la lucidità di chi sa che l'avversario è sempre lì da battere.